Cari telespettatori, ben ritrovati e ben ritrovata anche la CIA, in questo caso di Padova e non solo, supportata da Veneto Agricoltura. Parliamo di una questione di agricoltura che riguarda i dazi, ma non soltanto, vedremo anche altre faccende che riguardano vicino il nostro territorio e in modo anche significativo. Per esempio la questione dell'export del Prosecco, c'è un momento di stallo, vediamo che le evoluzioni quali possono essere, soprattutto il punto di vista anche dell'associazione di categoria. Abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio immancabile Maurizio Antonini, direttore del CIA Padova, grazie di essere qui con noi. Grazie a lei e buongiorno ai telespettatori. E poi abbiamo Renzo Rossetto che è funzionario di Veneto Agricoltura che ci parla appunto dei dati dell'export dell'agroalimentare Veneto, grazie anche a lei. Buongiorno, grazie. Un momento critico, ne avevamo parlato tempo addietro, direttore, cioè dicendo se arrivano questi dazi, se succede qualche cosa potrebbero cambiare le situazioni, perché noi abbiamo qual è la situazione dell'agricoltura nel nostro territorio? Così la spiega anche a chi ci segue, che sono tanti del settore agricolo, giustamente ci chiedono ragguagli pratici. Poi vediamo in maniera specifica i dati con di Veneto Agricoltura e con il dottor Rossetto, che è molto specifici e che ci fanno capire anche la situazione Veneto per quanto riguarda l'agroalimentare, che tra l'altro l'agroalimentare è un settore estremamente importante per il Veneto. Però se noi e non solo a livello Italia, i dati sono anche a livello Italia. Sì, sono anche a livello italiano, ma noi dobbiamo valorizzare sempre di più i nostri prodotti, i prodotti agricoli, magari i prodotti agricoli veneti. L'export negli USA drena circa 800 milioni a livello veneto, mentre sappiamo che per quanto riguarda l'export complessivo è di circa 9 miliardi di euro e quindi importi importanti. Quali sono i settori che oggi potrebbero andare più in difficoltà di altri? Soprattutto il vitivinicolo con il Prosecco, circa 500 milioni di euro, ma poi anche i formaggi, poi anche l'olio, quindi prodotti sicuramente importanti che potrebbero trovare delle difficoltà oggi nelle esportazioni con l'America. Vedremo dopo il 2 di aprile cosa succederà, perché comunque i nostri prodotti oggi si difendono in maniera importante in questi territori, non solo in America ma anche nell'export complessivo, perché valorizziamo sì il prodotto ma valorizziamo anche il territorio e i nostri prodotti sono prodotti di alta qualità ed alta eccellenza che sono molto apprezzati a livello nazionale ma anche a livello europeo e a livello mondiale. Il Made in Italy è un elemento determinante e importante per la valorizzazione dei nostri prodotti. Quindi vuol dire che il nostro sistema non si reggerebbe solo sul consumo interno e limitrofo Europa, se non ci fosse questo nuovo mercato, perché avete parlato anche di aperture possibili verso il mercato per esempio dell'India, se l'USA e gli Stati Uniti noi abbiamo dovrebbero... oggi a livello europeo 19 inquadramenti per quanto riguarda l'export dei prodotti nostri agroalimentari, quindi abbiamo una situazione molto variegata e quindi noi esportiamo sicuramente in tutto il mondo. Chiaramente però i nostri prodotti sono prodotti di eccellenza e quindi nell'eccellenza solo una parte della società civile le può anche permettersi questi prodotti perché hanno un costo ovviamente abbastanza importante, ma è importante perché dietro ci sta tutta una serie di attività di controlli e di qualità dei nostri prodotti che hanno necessità di avere anche un prezzo equo, un prezzo corretto. Con questi dazi si rischia che il consumatore, fattispecie degli Stati Uniti, non possa più permettersi, molti consumatori non possono più permettersi questi prodotti per quanto eccellenze. Sì, temete questo? I nostri prodotti hanno un costo abbastanza importante negli Stati Uniti e quindi ovviamente aumentare anche del 20-25% il valore finale del prodotto sicuramente crea una disparità dei nostri prodotti con la possibilità che appunto la popolazione americana può intraprendere anche la possibilità di prendere altri prodotti di altri paesi molto più economici. Ma guardi, su questo bisogna fare anche un ragionamento importante sul problema dei dazi e poi vedremo anche col dottor Rossetto. Ma guardi,
Il dazio non è solo un valore di produzione finale. Basti pensare che per ogni litro, o meglio, ogni euro di prodotto venduto, nel caso specifico del vitivinicolo, a livello economico per gli americani viene moltiplicato per 4, perché è un valore aggiunto per quanto riguarda anche l'economia americana, e quindi il dazio non è solo un problema relativo a noi che dobbiamo esportare, ma è un problema anche degli americani nel momento in cui devono fare economia, e i prodotti italiani oggi la stanno facendo in maniera importante, in un'economia importante come è quella americana. Però già i nostri prodotti soffrono di imitazioni, no? E questo ci ha causato indubbio. Sta causando esatto, grossissimi danni, magari delle imitazioni le si fa perché si vuole imitare un prodotto che ha una certa caratteristica, ma noi la nostra forza è quella di valorizzare sì un prodotto, ma valorizzarlo insieme a un territorio, e il territorio è inimitabile, e quindi in questo caso noi dobbiamo sempre di più valorizzare questo e metterlo in etichetta questo, e far capire a tutti quelli che prendono l'olio di oliva dei colli asolani, se non i colli iberici, se non i colli ugani, se non del Garda, o i formaggi tipici del Veneto come l'Asiago, e quindi tutta la parte relativa alle malghe e tutto il territorio malghivo che noi abbiamo, e quindi la valorizzazione di tutto questo territorio è la valorizzazione anche dei prodotti. Noi dobbiamo sempre far capire a chi consuma un prodotto che all'interno di quel prodotto c'è un territorio e c'è un'azienda agricola, e questa azienda agricola ha necessità anche di avere redditività, perché se noi vogliamo continuare su questo dobbiamo far sì che le nostre aziende agricole abbiano anche la possibilità di avere quel reddito che gli permette di rimanere in quel Ma questo territorio. discorso qui è difficile farlo dall'altra parte verso chi sta ponendo questi dazi o chi importa. Poi si è fatto al governo italiano che già ne ha consapevolezza, poi si è fatto in Europa, dove però abbiamo visto che lascia il tempo che trova. Ci troviamo in una situazione in cui poco conta, anche perché giustamente abbiamo scoperto col tempo che la produzione di vino della California sono di tutto rispetto alle nostre, per quel che riguarda anche il gusto americano, insomma, rispetto alle nostre, per cui si rischia che si crei una tot di popolazione che non riesce neanche a capire la sottigliezza di differenza. Questo è perché anche noi stessi, i nostri giovani, vanno educati alle produzioni, noi stessi, alle produzioni del formaggio locale, altrimenti mangiavano i formaggini e le sottilette ed era considerato il formaggio più buono del mondo, no? Senza questa abitudine. Certo, ma è questa il grosso politica che noi dobbiamo mettere in campo col Ministero, e quindi a livello non solo europeo, anche a livello non solo comunitario e a livello europeo, ma anche a livello mondiale, è proprio questo. Noi dobbiamo far sì di valorizzare i nostri prodotti nei territori, e quindi questa valorizzazione non può essere fatta con una grande promozione, dobbiamo fare del Made in Italy, ma questo lo stiamo facendo e lo dobbiamo assolutamente concretizzare e fare. Ecco, dopo passiamo ovviamente a questa discussione dei prodotti. Volevo chiudere un po' questo capitolo, il problema degli Stati Uniti, le uova. Allora, c'è l'influenza aviaria, sono dei numeri spaventosi perché hanno dovuto abbattere per l'epidemia negli Stati Uniti 160 milioni di galline ovaiole, perché altrimenti non riuscivano a vuotare gli allevamenti, adesso a fare tutta una serie di operazioni per rimettere le galline, aspettare i tempi che producano le uova. Sono state chieste all'Italia, sono state chieste anche al Veneto. Qual è la situazione? Guardi, la situazione è questa: noi produciamo milioni di uova, ma il 98% della produzione italiana resta in Italia, e quindi noi abbiamo già un consumo importante. Ne esportiamo proprio poco. Poi il problema dell'influenza aviaria è un problema che abbiamo noi, ci sono le nostre aziende, soprattutto anche nel Veneto, 152 focolai sono stati fatti nell'ultimo anno per l'influenza aviaria, e quasi 4 milioni anche noi di capi sono stati abbattuti per l'influenza aviaria. Però le nostre aziende stanno facendo
facendo grossi investimenti per quanto riguarda la biosicurezza e per quanto riguarda tentare di limitare la diffusione dell'influenza aviaria. L'influenza aviaria è un problema per le nostre aziende avicole e su questo dobbiamo intervenire con finanziamenti importanti per dare la possibilità alle aziende di continuare l'attività. Però grossi investimenti si stanno facendo su questo e grosse attività su questo si stanno facendo. Come un po' la peste suina, il discorso della peste suina che è stata abbastanza... Ah beh, guardi, qui è un altro capitolo sulla questione della peste suina, perché peste suina vuol dire cinghiali, quindi sulla questione dei cinghiali dobbiamo capirsi se li vogliamo o non li vogliamo. I cinghiali sono i portatori infetti della peste suina, e se la peste suina va sui nostri allevamenti vuol dire chiudere i nostri allevamenti suinicoli e quindi creare un grosso danno per le nostre aziende agricole. Quindi noi dobbiamo assolutamente intervenire sui cinghiali per cercare di mantenere e contenere la diffusione della peste suina. Ma si è fatto, si sta facendo? Si sta facendo... Perché ce ne sono ancora in giro, Si sta facendo molto, la Regione Veneto sta facendo con piano di controllo di questo, le prefetture lavorano su questo, le province stanno lavorando su questo, tutti insieme dobbiamo lavorare in maniera tale che ci sia meno vincoli ma soprattutto meno possibilità della diffusione della peste suina. Oggi la peste suina è a 70 km dai confini regionali e quindi qualche preoccupazione oggi questo ci dà, però grosso lavoro stanno facendo le aziende agricole, soprattutto in grandi investimenti e soprattutto un grosso lavoro lo stanno facendo anche gli uffici veterinari per il monitoraggio e il controllo di tutto ciò. Io mi chiedo, stavo guardando queste immagini dove si vede appunto questi animali che sono tenuti comunque rinchiusi, separati, eccetera. Come fa a passare, quindi come chiedono tanti telespettatori, dal cinghiale che si muove libero in certe zone, in certe aree, per carità va a devastare i vigneti, tutto quello che si vuole, però come fa a entrare a contatto con gli animali che in realtà sono in zone protette? Sì, guardi, quando si parla di biosicurezza si parla appunto di avere dei fabbricati o di avere delle zone di protezione. E quindi non solo il cinghiale ma anche le persone non possono transitare su queste aree. Perché perché entrare a contatto anche con le zone dove c'è stato... certo, molto spesso si fa una bella passeggiata su un'area bellissima di qualche collina nostra che conosciamo e se la si può portare con sé i germi della peste, i batteri della peste suina e poi infettare questi luoghi. Quindi quando si parla di biosicurezza si parla di grossi investimenti per cercare di suddividere tutto quanto questo. Quindi la biosicurezza è un importante investimento delle nostre aziende, ma soprattutto oggi certamente i cinghiali sono quelli che fanno transitare maggiormente questi batteri da un'area all'altra. Chiudiamo il capitolo, poi abbiamo la pubblicità, così dopo ci dedichiamo completamente con Veneto Agricoltura ad altri dati molto interessanti, però questo ci è stato richiesto, il lupo. Abbiamo tanti telespettatori che comunque ci seguono da certe aree, certe zone, dall'altopiano, la Lessinia, adesso non vorrei dimenticare qualcuno assolutamente. Che si sta facendo? Perché guardi, ci sono ancora in giro, Ci segnalano. Sì, no, non sono mai andati via. Oggi siamo in fase di rinnovo delle concessioni sulle malghe e molti problemi i comuni ce l'hanno per dare la possibilità ai malgari di continuare a far pascolare i propri animali e avere nelle malghe la possibilità dell'utilizzo. Perché? Perché se abbiamo attacchi continui di lupo e lo abbiamo in tutto il nostro territorio regionale dei colli delle montagne e quindi del Mellunese ma anche del Trevigiano e del Veronese e del Vicentino, abbiamo attacchi di lupo, è un bel problema per le nostre aziende agricole. Quindi noi oggi dobbiamo intervenire per cercare di regolare la presenza dei lupi nei nostri territori e quindi anche la modifica della legge che è stata fatta a livello europeo per il contenimento dei lupi in quelle aree in cui vi è la necessità, penso che vada in questa direzione. Quindi noi oggi dobbiamo sempre di più valorizzare questo aspetto e quindi la modifica anche della norma della valorizzazione di tutto quanto ciò. E comunque lo state seguendo, la questione, assolutamente. Cioè, il messaggio è questo che vogliamo dare ai telespettatori, voi state seguendo questo e quindi cercate un po' di
di addivenire a che qualche provvedimento venga preso per la tutela appunto degli allevatori più che altro di queste zone. Sì, e delle sicuramente famiglie. gli allevatori, perché poi vede più delle nostre 400 malghe che abbiamo nel territorio condotte da imprenditori agricoli a titolo principale. Oggi c'è la necessità di intervenire su questo, perché nel momento in cui si abbandona una malga, si abbandona un territorio, sì. E quando si abbandona un territorio abbiamo problemi, a parte il problema boschivo che a quel punto è incontrollabile, c'è anche il problema idrogeologico, e quindi le malghe e le nostre montagne devono essere coltivate, ma soprattutto devono essere abitate, ma se non c'è la possibilità di fare questo con una riduzione importante di redditività delle nostre aziende all'interno delle malghe, si crea un grosso problema non solo a livello reddituale per le aziende agricole, ma anche un problema idrogeologico e quindi anche ambientale e paesaggistico. Perfetto, allora infatti qua stiamo vedendo appunto le zone bellissime di montagna dove appunto ci sono le malghe, adesso con la primavera poi ci sarà appunto il transito anche di animali, verranno portati in quota, però purtroppo i problemi ci sono. Detto questo andiamo un attimo in pubblicità, perché poi voglio dedicarmi con Veneto Agricoltura, in modo particolare con il dottor Rossetto, a capire quali sono i dati un po' dell'export, qual è la situazione che voi avete analizzato. Tra l'altro c'è stato anche un convegno molto interessante a questo riguardo, organizzato da CIA Padova con la collaborazione di Veneto Agricoltura. Pubblicità qualche secondo.